Questo il video della violenta rissa scoppiata alla Mezzia Terme la sera del 20 ottobre scorso. Calci, pugni, spintoni tra alcuni ragazzi che continuano a picchiarsi sotto gli occhi di alcuni passanti increduli. Una lite scaturita forse da una spallata, uno sguardo di troppo tra due giovani. Dalle parole si passa alle mani, arrivano gli amici dei due e scoppia la rissa. In tutto 8 i ragazzi coinvolti, uno di loro ha riportato 25 giorni di prognosi. La colluttazione è stata ripresa da un passante con un telefonino e il video è diventato subito virale. Polizia e carabinieri hanno acquisito le immagini, analizzato i sistemi di videosorveglianza dell'area cittadina e ascoltato alcuni testimoni. Alla fine, dopo giorni di indagini, gli inquirenti sono riusciti ad identificare tutti i partecipanti alla violenta rissa. Si tratta di 8 giovanissimi, tutti lametini, 3 sono maggiorenni e 5 minorenni, hanno un'età compresa tra i 16 e i 18 anni. Adesso sono stati deferiti per rissa aggravata alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme e a quella presso il Tribunale dei minori di Catanzaro.